Il nostro Veneto, che avevamo una cassa di risparmio dovunque. Nelle città una parte del consiglio di amministrazione è eletto nei consigli comunali, cioè nel senso. Dopodiché c'è stata la degenerazione e quindi in Italia parlare di partecipazione statale è diventato quasi una bestemmia, perché non si può, perché la politica ha rimesso in campo invece la degenerazione, e così si evita appunto di dire la nazionalizzazione delle banche o forme di questo tipo, perché si teme un malgoverno della politica. Allora, questo è il problema. Ma se noi fossimo in grado di determinare che l'intervento pubblico, cosa che io salvaguardo, in alcuni ambienti, in alcuni elementi è fondamentale, non abbiamo la certezza che i cittadini abbiano, come dice lei, un'alta capacità di credito e anche un'alta capacità di risposta. Sicuramente però la capacità dello Stato la questione che ma forse anche minore, non abbiamo la certezza, ma forse la questione posta prima della capacità professionale. La questione posta prima. Allora, Stati Uniti, Inghilterra, Germania, le banche bussano alla porta dello Stato, non ce la fanno, rischiano la bancarotta. Lo Stato entra nella proprietà, si acquista parte delle banche, diventa comproprietario delle banche. La soluzione proposta qui in Italia è diversa. Entriamo nella parte del credito, cioè diamo del credito alle banche e distribuiamo questo credito attraverso i buoni, i bond, con partecipazione, obbligazioni con partecipazione a un credito. Sono due schemi diversi. Questo forse garantisce di più dal mio punto di vista il risparmiatore, perché è lo Stato direttamente che emette i titoli. Sì, però scusami, no, dall'altra parte, volevo concludere, altrimenti non si capisce. Sì, dall'altra parte però lo Stato che entra direttamente nel capitale garantisce di più che la banca faccia operazioni più sane. Ma posso fare una domanda? Voglio finire. Ma perché avevamo le banche nazionali? Perché avevamo le banche pubbliche in poi non parlo più perché avevamo le banche pubbliche in Italia? Ma perché? Posso finire il mio ragionamento? Non sono obbligato a rispondere a una domanda che mi fai a tre quarti del ragionamento. Allora finisci il ragionamento. Da una parte c'è una garanzia maggiore che il capitale pubblico controlla e sorveglia in maniera migliore l'esercizio del credito, perché partecipa al capitale, è comproprietario della banca. Da quest'altra parte, soluzione Tremonti, c'è una garanzia maggiore per il risparmiatore, perché è garantito direttamente dallo Stato. Sono due. Un attimo solo, per cortesia, rispettate il ruolo storica. Ma lascia stare la memoria storica. No, devi averla, perché la storia è ricchezza. Devi averla. Ma sono due visioni diverse, c'è un'obbligazione e un'azione. L'abbiamo già fatto questo processo noi. C'è uno Stato che ha... Lo Stato imprenditore l'abbiamo già avuto, purtroppo. Ma non è questo, sto dicendo una cosa diversa. Questo è. Antonella, dai, abbiamo un momento da Antonella. Da una parte abbiamo uno Stato azionista, dall'altra parte abbiamo uno Stato obbligazionario. Però guardate che se